In queste ore tutti stanno criticando i magistrati e la loro sentenza. Mi riferisco ai magistrati dell'Aquila che hanno condannato i componenti della Commissione Grandi Rischi, gli scienziati, per non aver previsto il terremoto all'Aquila. Almeno così viene raccontato tutto questo all'opinione pubblica attraverso un sistema di informazione come al solito asservito e di parte. La realtà è tutta diversa. Nessuno chiede ad uno scienziato di fare il mago. Il mago lo fa solo il mago. E quindi nessuno ha condannato questi signori perché non hanno previsto il terremoto. Sono stati condannati, almeno stando alla sentenza, proprio perché hanno fatto i maghi, cioè hanno escluso che il terremoto potesse avvenire. Cioè queste persone sono state chiamate dalla protezione civile, sono state chiamate dalle autorità locali, sono stati chiamati dagli amministratori pubblici del territorio per sapere se, dopo tutto quello sciame sismico che si stava verificando, ci poteva essere o non essere anche un evento più forte ancora e più dirompente ancora. Ora, solo un mago può saperlo se ciò avviene o se ciò non avviene, perché appunto i terremoti non sono prevedibili né quando avvengono, né con che gravità avvengono, né in che conseguenze può comportare. Invece i nostri maghi, trattino scienziati, hanno pensato, per tranquillizzare i cittadini, perché così gli chiedeva la politica, perché così volevano che si verificasse, insomma con superficialità e negligenza, hanno pensato di dire no, vi possiamo assicurare che il terremoto non c'è. Ecco, dov'è l'anomalia? L'anomalia per cui la sentenza di condanna non è come vi vogliono raccontare perché non hanno previsto il terremoto, è perché al contrario hanno previsto, contrariamente ad ogni possibilità umana, che il terremoto non ci fosse. Qualcuno di voi può pensare che domani mattina è vivo o è morto? Solo il Padre Eterno lo sa, così pure il terremoto. Loro si sono sostituiti facendo i maghi invece di fare gli scienziati. Quindi rispettiamo le sentenze, rispettiamo i giudici e non raccontiamo solite stupidaggini ai cittadini per illudere che la colpa è sempre solo